Quinta corsa, cavalli di 4 anni sul miglio, sono 7 al via, Chris del Nord, Caffè Grieco IZ, Cesare Augusto DVS, Kamchak SM, Cantera, Cooper del Sile in prima fila, Capitan Lakshmi in seconda. Macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Kamchak SM e anche quella di Cantera, che va all'esterno dell'avversario, l'impegna a metà della curva, potrebbe accodarsi ma ancora non lo fa, e soltanto dopo 200 metri si sistema in scia a Kamchak SM e conduce dopo un lancio in 13,9, terza posizione per Chris Di No. Se ne vanno i 400 in 29 secondi, andatura molto sostenuta in questo primo quarto di gara, tutti in fila indiana alle spalle del numero 4 Kamchak SM, mentre sposta all'esterno ora Chris del Nord. Quando siamo al completamento della piegata avanza in progressione e dopo 600 metri in 44,9 cerca di avvicinare il battistrada. A contatto si mantiene sempre Cantera, mentre più indietro c'è Caffè Grieco che precede Cesare Augusto DVS, quindi Cooper del Sile. Fuori corsa Capitan Lakshmi, intanto insiste all'esterno Chris del Nord, ma ribatte, replica colpo su colpo Kamchak, se ne va il chilometro in 1:14,6. I due danno vita a un bel duello a 500 dalla conclusione. 6, Cooper del Sile, con Chris del Nord che insiste all'esterno di Kamchak, però numero replica 2, bene. Caffè Grieco IZ, Cerca di venire via ora Cesare Augusto DVS dalle posizioni di retroguardia. Cavalli a poco più di 300 dalla conclusione. Si avvicina anche Cesare Augusto, mentre Chris del Nord sta impegnando severamente Kamchak SM, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Chris del Nord che è passato in vantaggio, deve vedersela ora con Cesare Augusto DVS che attacca a centropista. Cesare Augusto guadagna terreno, ma Chris del Nord non si lascia più riprendere, vince bene nei confronti di Cesare Augusto DVS. Al terzo chiude Kamchak SM, ancora 29,8 a chiudere per un ragguaglio di 1:14,2. E il triplo per Alessandro Gocciadoro, questa volta per il training di Max Castaldo. Vince molto bene con un chilometro scoperto all'esterno per piegare Kamchak SM, che alla fine cede il secondo posto a un Cesare Augusto DVS che, come al solito, corre molto bene e paga la sua lentezza iniziale. 43,2 ancora a chiudere, triplo per Alessandro Gocciadoro.